Ecco, signor... Bizzarra, mi chiamo Bizzarra Dionisio e abito in questo stabile. Cosa succede qua? Siamo in via... Siamo in via Ronchi, io abito in via Ronchi 63 e quindi come vedi c'è questo stabile che sono 22 anni che abito io in questa palazzina e sono 22 anni che vedo questo scempio, e c'è un disagio sociale del vicinato. Abbiamo raccolto film, abbiamo parlato, qualcuno ha parlato col sindaco, ma non si muove niente. E noi non capiamo il motivo perché non si riesce a buttare giù queste 3-4 abitazioni. Ma la vostra preoccupazione, vedo che ci sono anche parecchie immondizie, resti, Beh, così. guardi, io mi affaccio ogni tanto la sera e vedo i ratti che sono più grandi del mio gatto. E ci sono, come vede, c'è sporcizia, la gente non c'è marciapiede, quindi è anche un pericolo per chi cammina con i carrozzini. Sì, è un disagio continuo. Mm. Si potrebbe fare un uso diverso di quest'area, per non parlare della sicurezza, perché da un momento all'altro qualcosa potrebbe anche cedere. Sono già intervenuti dei vigili a fare degli interventi per le grondaie. Ma voi non riuscite a spiegarvi perché comunque io vedo lì che c'è il muro, il tetto completamente sfondato e quindi la casa o le varie case, perché qua vedo vari numeri, sembrano tutte rotte e rovinate. È il comune che dovrebbe dare una risposta, io non so dargli una risposta, io so semplicemente che noi abbiamo questo disagio da diversi anni e chi stava prima di me mi ha detto che questo disagio era ancora prima che io venissi qui ad abitare. Bene, qui siamo in una zona comunque centrale di Udine, o comunque... Sì, guardi, Mm. circa 3 anni fa l'ex sindaco aveva messo un esposto che entro un mese, se gli attuali proprietari non avessero provveduto, ci avrebbe pensato al Consiglio Comunale a risolvere il problema. Queste parole, queste cose scritte sono andate scritte al vento e non si è fatto purtroppo nulla. Non Purtroppo, sappiamo dove si è fermato il problema. bene, speriamo che ci siano dei provvedimenti Noi ce che l'auguriamo, risolvino. ce l'auguriamo tutti. Credo che tutto il vicinato avrebbe dei benefici se si risolvesse questo problema. Bene, grazie signor. Grazie a lei. Grazie.